Da Conegliano, Possagno e Asolo, attraverso le colline del Prosecco, passando per Bassano del Grappa, Marostica, i Colli Iberici e i Monti Lessini, fino a Soave e la Val Policella. Tante perle rare unite nella preziosa collana della Pedemontana Veneta, un unicum che riunisce i territori di 3 province, Treviso, Vicenza e Verona, e che da oggi è ufficialmente uno dei 10 sistemi turistici tematici del Veneto. Il sistema Pedemontana e Colli, questa la denominazione completa, è stato infatti presentato alla prestigiosa Borsa Internazionale del Turismo a Milano dall'assessore regionale al turismo Marino Finozzi, principale artefice di questo riconoscimento. Dopo un percorso di presentazione, di preparazione di questo tematismo che non è nuovo ma è solo da scoprire, da mettere in luce, oggi finalmente arriviamo a uno dei punti importanti per la Pedemontana. Abbiamo una guida touring che la riconosce, abbiamo presentato l'Universo Mondo del Turismo oggi qui a Milano, quindi crediamo che da oggi in poi si possa pensare che con ottimismo la Pedemontana contribuirà a far crescere il turismo in Veneto. Dei 152 comuni appartenenti al sistema, ben 127 hanno registrato flussi turistici ufficiali nel 2013, contro i soli 83 di 10 anni fa. Dati che dimostrano come la Pedemontana non sia un territorio nuovo al turismo, semmai da valorizzare e riscoprire attraverso la ricchezza delle sue attrattività storiche, artistiche, ambientali ed enogastronomiche. Un importante strumento promozionale in tal senso sarà rappresentato dal neonato Consorzio regionale di promozione turistica Pedemontana Veneta e Colli. Ci stiamo attivando per innanzitutto innalzare l'attrattività di questo territorio e andare a segmentare quelli che sono le eccellenze in questo territorio, per cui turismo legato allo sport. Questa fascia rappresenta praticamente tutti gli sport outdoor possibili, dal cicloturismo al volo libero, al rafting, per cui un'infinità di sport, fino ad arrivare poi, attraversando cultura e arte, per cui ville eccetera, all'enogastronomia, altro prodotto importantissimo per questa fascia. E tra le iniziative imminenti per il neonato sistema turistico, la prima edizione di Pedemontana Expo, un workshop per far incontrare domanda e offerta, al quale sono attesi una quarantina di tour operator e agenzie di viaggio provenienti da tutta Europa. 27, 28 e 29 marzo, 3 giorni dedicati alla Pedemontana, un evento importante nel quale porteremo 50 tour operator da tutto il mondo a conoscere il nostro territorio. Li faremo incontrare con i nostri operatori, cosa molto importante perché si incrocia domanda e offerta, e faremo la prima fiera della Pedemontana dove presenteremo tutti i nostri prodotti, dalle strade del vino, alle strade di prodotti tipici, ai tanti consorzi che promuovono i nostri prodotti.